Sesta festa dell'Insignito, oggi l'ANIOC consegna le sue benemerenze, un'attività che si è distinta durante l'anno. Oggi la conclusione. Certamente è un giorno importante per gli associati, per noi e soprattutto per il fatto che il Consiglio direttivo, riunitosi all'inizio del mese di gennaio, ha stabilito che si potesse festeggiare la sesta festa dell'Insignito ad Agrigento unitamente alla coincidente festa di San Giovanni Bosco. Quindi ci siamo rivolti ad un istituto superiore per poter avere i ragazzi e soprattutto farli partecipare ad un tema su San Giovanni Bosco. E stasera noi premieremo, è il quarto premio ANIOC, premieremo un ragazzo che si è particolarmente distinto facendo un elaborato innovativo, sicuramente ragazzo meritevoli che hanno, e poi ci sono state altre ragazze che hanno fatto altri lavoretti e noi stasera premieremo tutti questi ragazzi che stasera ci fanno compagnia. Premierete anche dei vostri rappresentanti? Abbiamo un socio anziano che riceverà una targa e soprattutto, ecco, non vorrei che poi si dicesse sempre loro non fanno altro riunioni e che poi si premiano tra di loro, ma le validità, gli impegni vanno riconosciuti e noi stasera premieremo il nostro segretario informatico che veramente ha fatto un buon lavoro e stasera ne vedremo i risultati nelle proiezioni che saranno effettuate. Ecco, inizio anno, prospettive? Prospettive, c'è un calendario abbastanza denso che già stiamo formulando e abbiamo già discusso in Consiglio direttivo. Tantissime iniziative, soprattutto in contatto con i giovani. Una delle cose che posso anticiparvi è che il 20 di febbraio noi ufficializzeremo il nostro patto d'intesa con la Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, con l'ANIOC regionale che ho l'onore di rappresentare e poter avvicinare i giovani calciatori, i giovani nelle scuole e dare loro copia della Costituzione e soprattutto parlare di legalità. Il futuro dei giovani è San Giovanni Bosco che oggi si ricorda sia nella Chiesa sia noi come Cavalieri ANIOC, Associazione ANIOC, abbiamo voluto promuovere l'iniziativa a ricordare San Giovanni Bosco perché è stato il santo dei giovani, è stato colui che ha iniziato a parlare di contratti di lavoro quando i giovani erano sparsi, così abbandonati per le strade e lui attraverso gli oratori ha cercato di richiamare, abbracciare questi ragazzi abbandonati a loro stessi. San Giovanni Bosco è stato colui che diceva ogni ragazzo che si abbandona per le strade è un uomo che si perde per la via e quindi ecco per questo, siccome noi abbiamo fiducia in questi giovani, saranno loro le colonne e i futuri uomini del domani, abbiamo voluto come associazione ANIOC promuovere questa iniziativa e parlare proprio della figura di San Giovanni Bosco quale santo protettore dei giovani.